Dunque, su Sostare c'è la possibilità di sistemare la situazione senza mettere mani alle tasche dei cittadini, ed è quella di creare dei posti extra, quelli agli 8.000 attualmente in essere, e dare un altro colore e garantire i residenti al di fuori dagli 8.000 stalli. Di questi 8.000 stalli darne almeno un 2.000-1.500 alla sosta breve, quindi una sosta rapida a rotazione, e in questo modo si ottiene l'effetto desiderato sia di risanare i conti della società partecipata, sia di garantire il parcheggio ai residenti, che è un diritto sacrosanto, e soprattutto quello di dare la possibilità a coloro i quali vogliono venire a trascorrere delle ore di relax nella nostra città venire e trovare un posteggio, visto che abbiamo il problema che conosciamo tutti della carenza assoluta dei parcheggi a Catania. Consigliere, la delibera de Home, se ne è parlato tanto quasi un anno e mezzo fa, adesso come è finita? A mio modo di vedere nel settore commercio rappresenta il più grosso fallimento di questa amministrazione, nessun interesse reale da parte dell'amministrazione. Da 2 mesi aspettiamo un incontro col sindaco e ci ha detto che ci avrebbe ricevuto, ma non ci ha mai ricevuto, non l'ha mai fatto.